Amici di FUG Sport Channel, benvenuti sulle nostre frequenze. Siamo a San Luigi, rione di Trieste, casa del San Luigi Calcio, che oggi nella seconda giornata del triangolare di finale del campionato regionale juniores in Friuli Venezia Giulia ospita il Ciarlins Muzzane, un San Luigi che gioca in maglia verde contro il Ciarlins Muzzane nella classica divisa arancione, che nella prima giornata ha perso a Flaibano per 2-0 e quindi oggi, formazione del presidente Peruzzo, deve per forza di cose fare il risultato contro i ragazzi del presidente Zanutta per poter sperare di dire ancora la propria nell'ottica della vittoria del trofeo Angelo Moccarini 2016-2017. Un Ciarlins Muzzane che però è arrivato a questa partita sull'onda dell'entusiasmo portato alla formazione del presidente Zanutta, intanto dalla promozione in Serie D della prima squadra che ha dominato il campionato di eccellenza, e poi anche dalla convinzione dovuta alla pregevole stagione disputata nel campionato juniores che ha portato gli arancioni del mister Piva a vincere il loro girone. Andiamo a vedere anche le formazioni in campo in questo primo tempo agli ordini del signor Pizzamiglio di Colmons, che è coadiuvato dai assistenti di linea Salvi di Monfalcone e Pettarappa di Monfalcone. In San Luigi schiera in porta il numero 1 Gita, classe 2000, il numero 2 Ponis, il numero 3 Cociani, il numero 4 è Alessandro Gridel, il numero 5 Capitan Kozman, il numero 6 è Ban, il numero 7 è Janesic, il numero 8 Bartoli, il numero 9 il centravanti Rudes, il numero 10 Francesco Gridel, il numero 11 Del Rosso. In panchina con Di Summa, il mister, ci sono anche il secondo portiere Musolino e poi Cina, Pecorari, Cottiga, fino ai Rullai e Sciarrone. Occhio a San Luigi, in posizione offensiva, tenta Cociani di combinare qualcosa, ma poi è finito in posizione irregolare. Il Ciarlins Muzzane schiera in porta il numero 1 Vrek, poi il numero 2 Delosa, il numero 3 Fabroni, il numero 4 Palmegiano, il numero 5 Cominotto, il numero 6 Gregoris, che è stato capitano della selezione juniores del Friuli Venezia Giulia al recente torneo delle regioni, il numero 7 Ormelese, il numero 8 Rover, altro giocatore che di solito ha minutaggio e responsabilità importanti in prima squadra, il numero 9 Banini, bomber classe 2000, il numero 10 Piccolotto, titolare inamovibile per Pino Vittore in eccellenza, e il numero 11 Cocci. In panchina con il mister Piva ci sono il secondo portiere Ponte e poi Zanon, Pez, Semo, Codognotto, Fon e Casco. Tanti 2000 schierati dalla formazione arancione. Occhio a Piccolotto che si gira piuttosto lentamente. Se Ciarlins Muzzane arriva comunque al tiro con l'iniziativa da almeno 30 metri da parte di Rover, che non trova lo specchio della porta. C'è anche un discreto pubblico a San Luigi, questo bell'impianto costruito e sviluppato dalla società giuliana, presidente Peruzzo, e ormai di qualche anno la collaborazione fattiva e preziosa con la Juventus, campione d'Italia, che viene spesso a Trieste a verificare la crescita dei talenti che il club del presidente Peruzzo esprime ultimamente. Ce ne sono stati tanti, uno su tutti De Panfilis, che gioca con i bianconeri torinesi, espressione proprio del vivaio del San Luigi. Occhio a Cocciani, poi Ban sulla pressione di Banini, mantiene comunque il possesso con la rimessa laterale. Un San Luigi che, come dicevamo, deve per forza fare il risultato. Alla finestra c'è il Flaibano che osserva con interesse l'andamento di questo incontro, un Flaibano che ha già 3 punti in saccoccia, frutto della vittoria nella prima gara giocata venerdì scorso sul campo dei gialloneri. In base alla formula
si stilerà una classifica al termine del triangolare con punti guadagnati e anche il confronto negli scontri diretti, che varrà la vittoria del titolo regionale e permetterà alla squadra campione di alzare il trofeo Angelo Moccarini. Siamo già arrivati al 6° minuto del primo tempo, ancora poche emozioni sul terreno di gioco, sul sintetico di San Luigi. Avevamo un impianto meraviglioso, ci sono un paio di campi regolari, una struttura che comprende anche la tribuna, la sede sociale, la lavanderia, il bar, spogliatoi piuttosto ampi, tutto in pieno centro a Trieste, nel rione di San Luigi. Situazione perfetta per crescere talenti, come già la Juventus si è accorta. Il pallone non raggiunge Del Rosso e quindi può ricominciare una nuova trama offensiva il Cianis Buzzane con De Losa. Manda il pallone in avanti, occhio a Piccolotto che fa partire un debole tiro di sinistro dai 25 metri. Nessun problema per Gita, portiere del San Luigi, classe 2000. Bartoli, questi è Alessandro Gridel che gioca da playmaker davanti alla difesa dei giuliani. Poi Janezic prolunga in avanti verso Rudes, tiene il pallone in campo con preziosismo e palleggio il numero 9. Guadagna la rimessa laterale per la chiusura su di lui di Cominotto. Sale Ponis per la rimessa con le mani. Janezic. Poi Ormelese anzi scusate, Janezic non riesce a tenere il pallone in campo e regala calcio di punizione per un fallo commesso dal numero 7 triestino. Calcio di punizione che Cianis Buzzane sfrutta per portare in avanti Cocci. Lascia l'incombenza della rimessa laterale a Losa, va a cercare ancora Piccolotto, raddoppiato, poi De Losa non sfonda sulla destra e Cominotto va a chiudere sul Francesco Gridel, pericolo pubblico numero 1 per la difesa dei friulani. Ancora Piccolotto recupera il possesso, seppure Francesco Gridel gli impone l'altro e in qualche modo Palmegiano, anche facendo carambolare il pallone sul colpo del numero 10 maglia verde, guadagna la rimessa laterale. Ancora Banini, prolunga a memoria, Piccolotto rinuncia allo scatto in profondità, Gita blocca e fa ripartire il San Luigi. Da Bartoli, passaggio lungo che Gridel prolunga di testa per favorire lo scatto di Rudes. Pallone arriva innocuo dalle parti di Vrek. Calma Gabri, calma. Bravo Gabri.
stato il tiro di Palmegiano fuori dallo specchio della porta di Gita. È un Charlis Muzzane che comunque preme e vuole far valere il proprio tasso tecnico e la propria determinazione per giungere al risultato positivo. Cocciani sbaglia l'appoggio in avanti sulla pressione degli avanti arancioni. Questi è Cocci che non riesce a far pervenire il pallone a Banini. Poi Piccolotto va in pressione e il San Luigi prova a distendersi di partenza. Rudes non controlla. Questo è Piccolotto che scarica la Berta dal limite dell'area. Una buona iniziativa del numero 10 in maglia arancione. Pallone di 1 metro fuori dallo specchio della porta, difesa da Gita, ma azione interessante per gli ospiti. Alessandro Gridel. Rudes. Bartoli. Ponis, questo è ancora Gridel, ancora Ponis, ma vedete pressa molto alto il Charlis Muzzane e quindi San Luigi con una fitta trama di passaggi da Kozman in avanti non riesce a imbastire un'azione degna di questo nome. Altra rimessa con le mani per il Charlis Muzzane. De Losa sbaglia l'appoggio e qui è Rudes che ringhia alle spalle di Gregoris, anzi di Cominotto, e guadagna la rimessa laterale il centravanti triestino. Cocciani, non c'è il controllo e quindi può distendersi in ripartenza il Charlis Muzzane. Cocci assiste Banini, ancora Cocci, la finta sterza, si porta la palla sul destro, rimbattuto da Alessandro Gridel, bravo a ripiegare opportunamente. Janesic, Francesco Gridel gli offre un appoggio Rudes, ma si riparte da Ponis centralmente per Alessandro Gridel. Bartoli filtra il pallone, rinuncia allo scatto Janesic. Siamo al 13° del primo tempo, sempre 0-0. Si lamenta per un fallo Banini, anche i tifosi di Fede Charlis Muzzane fanno sentire la propria voce. Secondo me è giusto così. C'è stato un contatto tale da impedire a Banini di avanzare verso la porta avversaria. Questo è Francesco Gridelli invece che ha metri di spazio. Janesic mette un pallone sul piede di sinistro di Del Rosso, respinto il tiro del numero 11 del San Luigi. Gridel non arriva il pallone a Rudes e poi Banini, bravo a difendere il pallone, fa salire Piccolotto sulla destra. Piccolotto punta l'avversario, Piccolotto entra in area di rigore, gli si pone dinanzi Bartoli in diagonale difensiva, ancora Piccolotto che ha perso l'attimo per la stoccata a rete e allora decide di chiamare in causa sull'altro lato il compagno di squadra Rover, che però sbaglia ampiamente il suo tiro. Anzi era Ormelese che ha sbagliato il tiro. La Palmegiano va in pressione e il San Luigi deve ripartire da Kozman. Janesic che come al solito fa un gran lavoro, si alterna con Del Rosso come attaccanti esterni alle spalle di Kozman. Questi è Cocciani che prova a entrare in area di rigore, De Losa gli impone l'altra e allora Cocciani prova a chiedere il supporto dei suoi compagni ma esce con grande stile Cocci dalla fase difensiva e poi a centrocampo subisce un fallo che porta anche alla ammonizione di Janesic.
sul punto di battuta Cominotto. Chiede ai suoi di avanzare verso l'area di rigore del San Luigi. Pallone che colpito malissimo dal numero 5 del Cernismussane direttamente sul fondo, senza che nessuno degli avanti carlinesi sia stato in grado di intervenire. 16° del primo tempo, sempre 0-0 a San Luigi tra i padroni di casa e il Cernismussane nella seconda giornata della triangolare di finale del campionato juniores regionale. Cernismussane che esordisce oggi, mentre il San Luigi ha giocato già venerdì scorso perdendo per 2-0 a Flaibano. Ecco perché è partita decisiva per i padroni di casa, che solo vincendo oggi potrebbero continuare a sperare in una vittoria nel trofeo Angelo Moccarini. Anche pareggiando San Luigi oggi uscirebbe dalla contesa, dal momento che Flaibano ha già 3 punti, quindi sarebbe in ogni caso davanti alla formazione del mister Di Summa, mentre Cernismussane gioca oggi e giocherà anche sabato prossimo in casa proprio contro il Flaibano, su quel campo dove nell'ultimo weekend la formazione del presidente Zanutta ha festeggiato la promozione in Serie D dopo aver dominato il campionato di eccellenza da inizio alla fine. Un solo passaggio a vuoto nella stagione dei carlinesi in occasione della finale di Coppa Italia Trofeo Diego Meroi, che l'11 di Pino Vittore ha perso giocando contro la Gemonese che il giorno della Befana, in quel di Manzano, con un rigore di tocchetto nel finale, si è portata a casa la Coppa. E a proposito di Coppa, vi ricordo che sarà esclusiva di Udinese TV anche la Supercoppa del Friuli Venezia Giulia. Si giocherà a maggio in sede e data da definire. Qui saremo sempre presenti per regalarvi le emozioni del calcio regionale. Una stagione intensissima. Complimenti tra l'altro, proprio a proposito di stagione di successi stagionali, complimenti al Brian di Precenicco e al Ronchi Calcio che, vincendo i rispettivi gironi di promozione, si sono assicurate il salto di categoria in eccellenza e dunque saranno l'anno prossimo nell'elite del calcio regionale. Brian Precenicco e Ronchi. Altre formazioni che da inizio campionato fino alla fine, manca ancora un turno di regular season, fino alla fine hanno dominato i rispettivi gironi per entrambe, mentre Piccolotto spara un altro, anzi la Cocci spara un altro tiro dai 30 metri fuori dallo specchio della porta di Gita. Sia Ronchi sia Brian di Precenicco tra l'altro sono accomunate dal fatto che sono uscite al pari del Cernismussane nella categoria superiore, sono uscite nelle fasi eliminatorie di Coppa Italia. Comunque non hanno guadagnato il trofeo della Coppa Italia, concentrandosi sul campionato. Alessandro Vidal del rosso tenta lo stop a seguire, ma è attento Rover che respinge il primo assalto del San Luigi. Ci riprova però Ponis. C'è Gridel nella zona delle operazioni, il cross al centro sul quale interviene Janes di testa, anticipato da De Losa, bravo a seguire il taglio del numero 7 in maglia verde. E ora c'è un break del Cernismussane con Cocci. Cocci avanza palla a piede, Cocci arriva al limite dell'area, fa partire un sinistro che
Gita blocca in 2 tempi, un tuffo sulla sua destra. Bartoli. In avanti, ancora su del rosso, solito schema, ma Gianni Smuzzane da quella parte con Rover sta presidiando al meglio il territorio, non si passa lì sulla destra del fronte d'attacco del San Luigi. Con la Kozman, Gita, si complica la vita al portiere del San Luigi sulla pressione di Banini. Allora ancora ci riprova il Gianni Smuzzane, Piccolotto in area di rigore, Piccolotto sul sinistro, tiro teso ma si impenna sopra la traversa della porta difesa da Gita, mentre Piccolotto è andato allo scontro con Kozman, che nel duello colpo a colpo ha avuto la peggio, ha preso un colpo al piede destro il capitano Giuliano. È lo stesso Gita che batte il calcio di punizione. Delosa però già entrato in possesso della palla, messa in fallo laterale. Janesic con le mani. Gridel, Janesic. Ancora il numero 4 del San Luigi, questo è Francesco Gridel, numero 10. Janesic sterza verso il centro. Cominotto gli dice non si passa, calcio d'angolo per il San Luigi. Siamo alla metà della prima frazione di gioco. Di testa ancora Kozman, che si è ripreso al meglio dopo i problemi fisici di poco fa, non inquadra lo specchio della porta di Vrek e quindi si ripartirà con il rinvio da fondo campo da parte del portiere carlinese. Chiudilo, Gio! Janesic non filtra il passaggio, poi insiste il numero 7. Aspetta, no? C'è un problema per Cocci, che nel contrasto ha preso un colpo, si rialza il numero 11 maglia arancione. Poi il San Luigi con Francesco Gridel sbaglia il controllo e regala il possesso agli ospiti del mister Piva. 25esimo, sempre 0-0. Da qualche minuto il San Luigi ha preso le redini dell'incontro. Gianni Smuzzane ha però avuto un paio di occasioni per la stoccata a rete con Piccolotto. Adesso Rover alza un campanile sul quale però San Luigi non riesce a costruire nulla di costruttivo. Banini vince un rimpallo, Banini si mette in visione della porta, scarica il destro dal limite dell'area, non inquadra. La porta, si salva dunque Gita, pericoloso il Gianni Smuzzane in fase di ripartenza. Kozman,
Avanza il capitano del San Luigi, siamo al 26esimo. Gridel alleggerisce su Gita. Van. Gridel. Poi pallone che filtra a disposizione di Cocciani. Cocciani mette un pallone al centro. Non riesce a intervenire Rudes, che si era liberato in mezzo all'area. Questo invece Janesic, che fa partire un destro dai 30 metri, debole, nessun problema per Vrek, ben appostato. De Losa. Ancora Vrek. Piccolotto, smorza di petto, ma pallone fuori misura per Koci. Janesic. Gridel. Bartoli. Un'occhiata in avanti, cambia gioco Bartoli. Questi del Rosso. Ancora in possesso palla il numero 11. Gridel. Non trova sbocchi l'azione del San Luigi. Allora Bartoli prova a far filtrare un pallone tra le maglie difensive arancioni. Nessuno degli avanti del San Luigi insiste, scatta in profondità, e quindi ancora Vrek sul pallone. Siamo al 28esimo del primo tempo, sempre 0-0. Cosman anticipa Vanini. Poi c'è il break del San Luigi. Janesic punta l'avversario. Janesic prova ad entrare nel rigore e mette un pallone interessante al centro. Fabroni in qualche modo anticipa Del Rosso e poi perfeziona il disimpegno, scagliando la palla nella metà campo d'attacco del Cernis Muzzane. Ancora San Luigi in pressione e Cernis Muzzane che prova a far salire squadra con il buon lavoro di Banini, che permette agli arancioni di avanzare col proprio baricentro. Con la Banini, Piccolotto 1 contro 1 con Ban in area di rigore numero 10. Piccolotto, le finte, si mette la palla sul destro, ancora un paio di contrasti vinti e poi il tiro tiro di Palmegiano, che viene smorzato da un difensore del San Luigi. Viene controllato da Gita, che ha già fatto ripartire i padroni di casa. Gridel. Un filtrante verso Rudes, troppo lungo, non era male l'idea. Rudes aveva preso il tempo a Cominotto, tagliando davanti al centrale difensivo di Mister Piva. Vrek al rilancio. Piccolotto. Koci tenta l'1-2 con lo stesso Piccolotto, cioè il fallo subito dall'attaccante carlinese. C'è un calcio di punizione per gli arancioni sulla tre quarti. Siamo quasi alla mezz'ora di gioco del primo tempo, sempre 0-0, ma Cernis Muzzane con un'opportunità su calcio piazzato. Va tutto il calcio di punizione, libera la difesa del San Luigi con Rudes, 1 contro 3, nulla può l'attaccante Giuliano. Ancora Cernis Muzzane, attacco con Koci. Koci allarga sulla destra dove c'è Ormelese, un'occhiata in avanti, ancora Koci, ma gioca da fermo l'11 di Piva, che comunque mantiene il possesso della palla. San Luigi schierato tutto nella propria fase difensiva e adesso prova ad uscire ancora la formazione di Summa, ma De Losa
mette in moto Banini, pallone arriva innocuo dalle parti di Gita, già ripartito Ban, Ponis, ancora Ban, prova sempre a giocare la palla il San Luigi, una buona abitudine da parte della formazione del mister Di Summa. Gridel cambia gioco, ottima idea, Ponis prolunga verso Del Rosso mette un pallone in mezzo, troppo avanzata la traiettoria perché possa intervenire Rudesh. 32esimo del primo tempo, sempre 0-0. Kozman, spaventato dalla presenza di Banini, mette il pallone in fallo laterale. Ormelese l'ha già battuto, ancora Banini centralmente verso Palmegiano che cambia gioco verso Cocci. Cocci tenta di accelerare centralmente, gli dice male l'iniziativa, resta al fianco alla ripartenza del San Luigi, ma è eccellente il lavoro in fase di contenimento da parte di Fabroni. Il palleggio del Rosso di tecnica non sfonda. Gridel taglia a cercare lo scatto di Ponis che tiene il... no, non, pur generosamente provando a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco non riesce nell'intento e quindi si riprenderà con il rinvio da fondo campo da parte di Vrek. Ancora San Luigi in avanti, buona iniziativa, pallone che arriva tra i piedi di Janesic che sistema il mirino, fa partire il destro a giro, calibrato male, non era male l'occasione per il numero 7 Giuliano che però non ha inquadrato lo specchio della porta, la palla non ha preso il giro sperato, si è spenta sul fondo la traiettoria alla sinistra del palo della porta difesa da Vrek che rilancia in direzione di Ormelese, vince un contrasto al numero 7 e guadagna anche la rimessa laterale. Vicino al gol il San Luigi. Ormelese non sa bene cosa fare perché la rimessa sarebbe per il Ciardis Muzzane, ma il gioco è fermo perché il signor Pizzamiglio richiama lo staff sanitario del San Luigi. Lascia Orme, lascia. Calma ragazzi, dai. Non torna indietro. Qualche problema di troppo per il giocatore Giuliano, quindi siamo arrivati già al 35esimo. Il signor Pizzamiglio dà un'occhiata anche al suo taccuino per verificare che sia tutto regolare. Si rialza comunque Cocciani, dovrà uscire dal rettangolo di gioco per qualche istante. Penso che possa continuare la sua partita. Gli occorrerà poco, beato lui che ha 20 anni, può recuperare velocemente. La rimessa invece è per il San Luigi, perché? E adesso vediamo cosa farà San Luigi, perché indicativamente dovrebbe restituirla al Ciardis Muzzane per fair play. No, vabbè,
No, mi sono perso qualcosa, non importa, riparte il San Luigi con Rudes che guadagna la rimessa laterale, anche se secondo me lì non è tutto limpido sulla... c'era fallo subito da Rudes, ok, allora va bene. Infatti era stato lui l'ultimo a toccare prima che la palla uscisse, ma il signor Pizzamiglio ha fischiato un fallo e quindi va bene così. Avanza Bartoli, del rosso Bartoli, Ponis, ancora Bartoli che non riesce a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco, spreca l'opportunità il San Luigi e rientra anche Cocciani, dunque si ritorna nella situazione di 11 contro 11, ristabilita la parità numerica. Siamo al 37esimo del primo tempo. Piccolotto, Cocci guadagna la rimessa laterale, sale Rover, che sbaglia però il passaggio, la palla arriva comunque tra i piedi di Ormelese, in area di rigore Piccolotto si gira in un fazzoletto, Piccolotto con un sinistro su giro dorsale riesce a bucare la porta di Gita al 37esimo. San Luigi 0, Ciarnex Buzzane 1. Piccolotto. Insiste il Ciarnex Buzzane con un San Luigi freddato dal gol di Piccolotto di qualche istante fa. Ciarnex Buzzane prova a azzannare la giugulare della formazione giuliana, che a questo punto si ritrova uno zoccolando a scalare, stante anche la sconfitta della gara 1 a Flaibano. E ancora Piccolotto in area di rigore, non perdona il giocatore carlinese. Nel giro di un minuto il San Luigi incassa 2 reti dal numero 10 arancione e a questo punto la partita è in discesa per il Ciarnex Buzzane. San Luigi dovrà reagire per non salutare anzitempo le proprie opportunità e possibilità di competere per il trofeo Angelo Moccarini. Ciarnex Buzzane con Piccolotto ha sfruttato al meglio 2 occasioni eccellenti in area di rigore, secondo anche con un rimpallo favorevole il numero 10 di Mister Piva, ha messo la palla in fondo al sacco. Insiste il Ciarnex Buzzane con De Losa che subisce un fallo sulla tre quarti. Bravo Gabri, bravo Gabri, dai. Ancora un pallone che spiove in area, in qualche modo Ponis, anche perché disturbato dal movimento degli attaccanti arancione, di testa mette il pallone in calcio d'angolo, sale Rover alla battuta dalla bandierina. Palla che spiova in area, poi tenta la giocata con la rovesciata. Vanini avesse segnato, sarebbe stato il gol dell'anno. Il pallone si è incastrato in maniera
curiosa sulla tensione della struttura della rete di recinzione. Braccia di Smuzzane, Ormelese la mette in mezzo, ancora in affanno la retroguardia del San Luigi, non riesce a liberare, anzi lo fa in questa circostanza. Ringhia De Losa a fermare Gridel e poi ancora un fallo subito dal Charlie Smuzzane con il mister Di Summa che non le manda a dire ai suoi giocatori, chiede attenzione e determinazione superiore a quella che stanno manifestando Capitan Kozman e compagni fino a questo punto. Nel giro di un minuto il Charlie Smuzzane qualche frangente fa ha segnato 2 gol con Piccolotto e adesso insiste, continua caccia del terzo gol la squadra di Piva. Uno scontro tra Gridel e Francesco Gridel e De Losa. Il signor Pizzamiglio estrae anche il cartellino giallo all'indirizzo del numero 10 bianco-verde. Staff sanitario per De Losa, ha preso un colpo alla caviglia sinistra, caviglia destra sul contrasto. Siamo al 40, quasi al 43esimo, quindi chiusura di primo tempo con il Charlie Smuzzane che ha realizzato 2 gol con Piccolotto nell'arco di 60 secondi. Ha messo in discesa la partita per la formazione del presidente Zanutta. Se così finisse l'incontro, sabato prossimo a Carlino tra Charlie Smuzzane e Flaibano sarà un'autentica finale bellissima tra due formazioni entrambe imbattute in questo triangolare. 2 gol ha segnato Flaibano a San Luigi, 2 gol ha segnato Charlie Smuzzane al San Luigi, quindi sarebbe perfetta parità con il Charlie Smuzzane che potrebbe sfruttare nel caso e per sorteggio il fattore campo, mentre rientra anche De Losa, quindi ristabilita la parità numerica. Ne approfitto per ringraziare anche Alberto che ci sta fornendo con la solita perizia le immagini da San Luigi. Siamo sempre in prima linea quando si tratta di far vedere gli eventi dello sport in Friuli Venezia Giulia, soprattutto per quanto riguarda il calcio dilettanti e giovanile. Ormelese, pallone in fallo laterale, sale De Losa per la battuta con le mani. Ormelese subisce ancora un colpo il numero 7 arancione Cocciani, autore del fallo su Ormelese. E quindi altro calcio di punizione, fase offensiva per gli ospiti. Manca un minuto al termine del tempo regolamentare. Nella prima frazione di gioco ci sarà probabilmente da recuperare qualcosa perché ci sono state diverse interruzioni. Calcio di punizione, la palla spiova in area di rigore ma libera proprio Cocciani. Adesso prova a distendersi in ripartenza il San Luigi, niente da fare, sempre Piccolotto e avanza, va allo scontro con Ponis, anzi va Cocci, scusate, va allo scontro con Ponis, poi Piccolotto non è riuscito a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Sta per scadere il tempo regolamentare. Il signor Pizzamiglio ha decretato 3 minuti di recupero. Quindi si giocherà questa prima frazione di gioco fino al 48esimo. Infatti ecco prontamente segnalato i 180 secondi
Charlis Muzzane con Banini in area di rigore. Banini entra, scarica la Berta dal limite dell'area, tiro al volo in perfetta coordinazione. Gita non si muove. San Luigi 0, Charlis Muzzane 3. E quindi ora San Luigi si trova a dover affrontare la salita dello Zoncolan dal versante di Ovaro e non più quello di Sutrio. Se era difficile prima, adesso comincia a essere molto complicata. Prova a rispondere la squadra triestina, ma l'iniziativa di Cocciani è fine a se stessa. Il pallone finisce sul fondo. E adesso dunque sul punteggio di 3-0 Charlis Muzzane può gestire a proprio piacimento il ritmo dell'incontro. Ancora 1 minuto e mezzo da giocare nel recupero della prima frazione di gioco. Del Rosso segue un pallone, ma la rimessa laterale è per il Charlis Muzzane. Non è riuscito Gridel a tenere il pallone in possesso palla per i padroni di casa. Questi è Fabroni che opera la rimessa laterale. C'è anche Rover lì nella zona delle operazioni. Il pallone non raggiunge Banini. Ci riprova allora il San Luigi. Gridel fermato da Fabroni. Gregoris, bello stile, il Charlis Muzzane trasforma la fase difensiva in offensiva. Banini ancora in area di rigore. Banini intravede lo spiraglio, Gita non irreprensibile e adesso dilaga il Charlis Muzzane. Nel terzo minuto di recupero realizza il quarto gol alla fine del primo tempo. San Luigi 0, Charlis Muzzane 4. Adesso è salita verso lo Zoncolan dal versante di Ovaro con il rapporto unico senza arrampichino per il San Luigi. Impossibile. Ci sarà probabilmente solo il tempo di far ripartire il gioco. Già scaduto anche il recupero e quindi si va all'intervallo sul punteggio di 4-0 per gli ospiti sul pallone di casa del San Luigi. Inizia il secondo tempo di San Luigi Trieste contro Charlis Muzzane, la seconda partita del triangolare di finale per quanto riguarda il campionato juniores regionale in Friuli Venezia Giulia. Un San Luigi che dopo aver perso nella giornata d'esordio venerdì scorso a Flaibano contro i padroni di casa per 2-0, oggi si trova costretto ad inseguire il Charlis Muzzane che ha chiuso la prima frazione di gioco sul punteggio di 4-0 a fronte dei gol, la doppietta di Piccolotto e la doppietta di Banini. Nel San Luigi è entrato il numero 18 Sciarrone al posto di Kozman e no, non c'è stato alcun cambio invece nel Charlis Muzzane, quindi il Charlis Muzzane ha gli stessi 11 che hanno terminato il primo tempo, vale a dire Vrec, Dellosa, Fabroni, Palmegiano, Cominotto, Gregoris, Ormelese, Rover, Banini, Piccolotto e Cocci.
mentre il San Luigi è in campo con Gita tra i pali e poi Poni, Scocciani, Gridel, Sciarrone, Ban, Janesic, Bartoli, Rudes, Francesco Gridel e Del Rosso. Alessandro Gridel è il numero 4 in maglia verde, Francesco De Gridel è il numero 10 in maglia verde. L'arbitro è il signor Pizzamiglio. Occhio ai padroni di casa che sono in proiezione offensiva con Rudes, scivola al limite dell'area, prova a ripartire il Charlie Smuzzane con l'ottimo lavoro di Cocci, poi sbilanciato Piccolotto, perde l'occasione di avanzare sul lato di sinistra. Io ringrazio Alberto per le immagini che ci arrivano da San Luigi e vi ricordo anche che saremo sabato prossimo a Carlino per la gara 3, in campo il padrone di casa, quella circostanza del Charles Smuzzane e il Flaibano. Occhio Ormelese in area di rigore, viene fermato da Alessandro Gridel, un po' egoista il numero 7 arancione. Se la partita dovesse terminare con la vittoria del Charles Smuzzane, quella di sabato tra gli Orange del mister Piva e il Flaibano sarà un'atletica finalissima da giocare sul campo dei carlinesi, che si sono garantiti questa opportunità in base al sorteggio. Sono San Luigi, Charles Smuzzane e Flaibano le tre formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi di qualificazione nel campionato juniores regionale. Sono anche tre tra le migliori scuole di calcio che la nostra regione possa avere, quindi mi fa anche piacere che si siano garantite questa opportunità di finale di andare a giocarsi il trofeo Angelo Boccarini. Non parole ma fatti e risultati, questo è l'assunto che è sempre bene far valere in qualsiasi circostanza. Anche San Luigi, al di là dei risultati negativi che in questo momento stanno vessando il cammino in questa finalissima alla formazione di Suma, mentre seguiamo Cocci che si accentra, mette un interessante pallone a disposizione di Banini che scicca la boccia, si fa soffiare il pallone da Bartoli. Dicevamo anche San Luigi che ha una situazione negativa in questa finale, avendo già perso a Flaibano ed essendo sotto 0-4 nei confronti del Charles Smuzzane, può comunque consolarsi con i tanti talenti espressi dalla scuola calcio triestina in una struttura come questa di via Felluga, che ha poco da invidiare a quella di qualsiasi altra formazione. Campi in sintetico, il bar, gli spogliatoi, la lavanderia, la sede sociale, il tutto in centro a Trieste, la tribuna coperta anche, per cui davvero complimenti alla formazione del presidente Peruzzo, alla società del presidente Peruzzo, che in questi anni si è sempre fatta valere, e anche con la prima squadra in eccellenza, al di là di un finale di stagione avaro di risultati, si è comunque garantita da matricola una salvezza mai in discussione, soprattutto con un girone di andata ad altissimo livello. Ora prova a reagire il San Luigi con Rudes, anticipato dalla difesa del Charles Smuzzane. Resta comunque in pressione San Luigi. Piccolotto prova ad uscire andando a mettere pressione a Ban, quasi riesce, no, recupera proprio il pallone Piccolotto, per cui fa avanzare Palmegiano. Ormelese verso la posizione numero 4, ma Ormelese sbaglia ancora un passaggio, tanti errori per il classe 99 di mister Piva. Ancora San Luigi sul lato di sinistra, Francesco Gridel. Rinuncia Sciarrone a seguire la palla e poi deve uscire sul ribaltamento di fronte Gita per anticipare Banini in agguato al limite dell'area.
occhio a Rover che fa partire un sinistro dal limite dell'area, si tuffa in presa bassa Gita, la sua sinistra, blocca e fa ripartire il San Luigi. Siamo al 7° minuto del secondo tempo. Dai, dai! Sempre 4-0, l'ampio vantaggio del Ciadis Muzzane in casa del San Luigi. Gridel, Janesic, pallone, il numero 7, poi arriva Ponis a supporto con la catena di destra, il suo traversone in qualche modo viene salvato dalla retroguardia arancione, poi il tiro di Del Rosso si spegne fuori dallo specchio della porta difesa da Vrek. All'8° San Luigi si fa vedere in fase realizzativa, ma in fase offensiva, senza però riuscire a gonfiare la rete della porta del Ciadis Muzzane. Comincia anche a scendere la luminosità dal momento che sono le 18 questo martedì pomeriggio di fine aprile, in una giornata non bellissima, giornata di festa, ma senza il sole che avrebbe permesso di godersi un pomeriggio climaticamente migliore. Comunque temperatura sui 13-14 gradi. Fabroni con le mani per Piccolotto che si gira, fa partire il tiro dal limite dell'area, debole, blocca in presa bassa ancora Gita e riparte il San Luigi. Lancio verso Rudes, 1 contro 3, si gira Rudes, si mette il pallone sul destro e Vrek blocca in presa. Ci sono ribaltamenti di fronte repentini, impegnati 2 portieri, ma finora in questo secondo tempo ancora 0 emozioni. Lancio verso Ponis, si accentra il numero 2 Bartoli. Gridel scambia con il fratello, questi è Del Rosso che punta alla porta avversaria, chiede l'1-2 a Rudes, poi deve riculare il numero 11, fermato da Ormelese di tacco addirittura. Poi non filtra il pallone verso Rover con il San Luigi che non ne approfitta, quindi si ripartirà con la rimessa laterale a favore del Ciadis Muzzane quando siamo arrivati al 10° del secondo tempo. Si ripete il calcio di punizione, la palla deve stare ferma. Sciardone adesso dice è abbastanza ferma caro signor Pizzamiglio, l'arbitro dice di sì e allora finalmente rimessa in gioco. Bang. Il lancio verso Francesco Gridel da parte di Alessandro, anticipato il numero 10 Piccolotto, gestisce il pallone. De Losa verso Palmegiano, ma poi sul contrasto ancora De Losa, tiene in avanti il Ciadis Muzzane, sempre il numero 2 si impegna per tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco sul filtrante di Ormelese. Del Rosso, Cocciani in avanti, ribatte a metà campo, Bartoli prova a mettere ordine nella manovra dei padroni di casa, questo è Janesic. Francesco Gridel sterza,
Ancora Janezic che va al cross a cercare Rudes, si coordina al numero 9 ma poi sbaglia l'impatto con la palla, aveva lasciato eccessiva libertà alla difesa arancione, ma Rudes non ne ha approfittato. La Cocciani alleggerisce su Gita. Questo è Ban che gestisce il pallone sulla pressione di Banini, costringendo però Gita a un rilancio un po' a casaccio. Non c'è fallo ai danni di Banini, pallone arrivato dalle parti di Vrek. Chiaramente il ritmo a questo punto è piuttosto basso, ma dato che Cianis Muzzane non ha alcuna necessità di aumentare la velocità del suo proprio gioco, semmai è il San Luigi che deve provare quantomeno a segnare il gol della bandiera. Tiro di Cocci dal limite, debole, è bloccato in presa da Gita. Resta in pressione Cianis Muzzane. Ancora Piccolotto, vince un contrasto, bravo Ponis a metterlo fuori gioco con una finta di colpo. Gridel avanza palla al piede, Gridel prolunga il pallone su Janezic che arriva al tiro addirittura, e qui applausi per Vrek che è riuscito a bloccare il pallone, anzi a respingere il pallone senza bloccarlo. Poi ha provato ancora Gridel a sparare il destro, il leggero esterno, palla esce non lontana dal palo di sinistra della porta difesa da Vrek, che si è guadagnato un buon voto in questo intervento. È andato a chiudere sul primo palo il portierone arancione. Con la Cocci in fase di copertura, molto bravo Cocci, subisce anche un fallo a metà campo, è esattamente quello che deve fare in questa circostanza Cianis Muzzane, cioè non lasciare varchi nei quali possano infilarsi i giocatori del San Luigi. Sul punto di battuta Gregoris. Ormelese, spinto il suo tentativo da parte di Sciarrone, si resta ancora lì. De Losa, ma c'è un fischio del signor Pizzamiglio che vede un'irregolarità commessa da Ormelese. Poi Palmegiano va a giocare da Frangiflutti e questi è Fabbroni che copre sull'avanzata di Rudes. L'ultimo a toccare è proprio l'attaccante del San Luigi, si riprenderà con il rinvio da fondo campo da parte di Vrek. C'è un cambio? Si prepara un cambio per il Cianis Muzzane, dovrebbe entrare Semo che vedo scaldarsi qui sotto la tribuna. Ponis arriva ad anticipare Piccolotto. Si alzano vari campanili
Questi Rudesh, Gridel, c'è Janezic sulla destra, ancora Fabroni gli impone l'alt e poi arriva Gregoris a coprire sull'avanzata del numero 7 in maglia verde. Si difende con ordine il Charlis Mussane. Rimessa con le mani per i padroni di casa, se ne incarica Ponis, classe 98. Non sfonda la squadra di Summa, con un Charlins che bada essenzialmente adesso a coprire, a difendersi. Sempre pericoloso in fase di ripartenza l'11 di Mr. Piva. Poi Janezic fa partire un traversone che Vrek gestisce senza troppi problemi, guadagnando anche qualche secondo prezioso per far rifiatare i suoi. Se la prende calmissima l'estremo difensore del Charlis Mussane. Siamo arrivati ormai al 18° del secondo tempo, sempre sul punteggio di 4-0 per gli Orange contro i verdi del San Luigi. Ha finito per le terre un giocatore ospite, mi pare sia De Losa, sì, infatti è lui. Ancora colpito duro, già nel primo tempo il numero 2 carlinese è stato costretto alle cure dello staff sanitario. Adesso si rialza ancora, quindi nessun problema. Si può già riprendere il gioco con il calcio d'angolo per il San Luigi, la palla carambola in area di rigore. Resta impressione ancora la formazione di casa, ma c'erano ormai almeno 2 giocatori in posizione irregolare, salita coi tempi giusti la difesa arancione coordinata da Gregoris. Calcio di punizione per la squadra di Piva. Olmelese, altro fallo abbastanza duro da parte di Sciarrone. Signor Pizzamiglio va nella zona delle operazioni, dice qualcosa anche al numero 18, mentre c'è un cambio, doppio cambio per il San Luigi. Entreranno il numero 16 Fino e anche Cottiga con il numero 15, che prendono il posto rispettivamente di Janezic e anche di Del Rosso. Anzi, è uscito Ban nel San Luigi. Comunque Fino e Cottiga in campo. Calcio di punizione per il Charlis Mussane quando siamo ormai al 21°, quindi ci avviciniamo all'ultimo quarto di partita. Un'eccellente opportunità per il Charlis Mussane, ma Piccolotto lasciato colpevolmente da solo in mezzo all'area di rigore dalla difesa del San Luigi, non ne approfitta. La palla è stata deviata, quindi ci sarà un calcio d'angolo per gli ospiti. Con la battuto corto, resta in pressione la formazione di Piva con il pallone che arriva a disposizione di Gregoris, che si mangia uno di quei gol che non dico che avrei segnato anch'io, ma quasi, perché era lì soletto con lo specchio della porta spalancata di fronte a lui. Ha incrociato male il destro, ciabattandolo un po'. Alla metà del secondo tempo
Charles Buzzani ancora vicino al gol del Pokerissimo. Tra l'altro lancio con la verso Cocci, colpo a colpo con Ponis, esce anche Gita. Ponis ha avuto il merito di rallentare l'avanzata dell'attaccante carlinese. Gita ha messo il pallone in fallo laterale. Ancora un cross troppo lungo per le possibilità di intervento di Ormelese. Mentre c'è un altro cambio per il San Luigi che richiama Francesco Gridel e manda sul terreno di gioco il numero 17 Agirullai. Perso per perso, il mister Di Summa assicura anche minuti ai suoi rilievi, mentre nel Charles Mulsanne esce Ormelese, al suo posto in campo Pez con il numero 14. Applausi per Ormelese e incoraggiamento per Pez, che va a prendere il posto del numero 7 più o meno nella stessa zona di campo dove operava Ormelese fino a qualche istante fa, quindi là sulla destra come centrocampista di spinta. Panini fa avanzare il pallone verso i suoi compagni. Charles Buzzani che bada a tenere il pallone il più lontano possibile dalla porta di Vrek. Ci sta riuscendo in questa circostanza. Abbiamo già superato la metà del secondo tempo, quindi siamo nell'ultimo quarto di match. Un incontro che il Charles Buzzani sta gestendo da par suo senza subire alcun tipo di problema. Questo è un fallo da ammonizione inutile per Cocci, che ha trattenuto per la maglia l'avversario. Ineccepibile il cartellino giallo per il numero 11 arancione. Peraltro anche abbastanza non solo inutile ma anche sportivamente stupido, perché sul 4-0 a centrocampo va bene che sei battuto, ma non commettere fallo da ammonizione, soprattutto considerando che c'è una gara 3 da giocare sabato prossimo contro il Fleibano, che a questo punto diventa decisiva per l'assegnazione del trofeo Muccarini 2016-2017. Ci vuole anche un po' di lucidità per gestire meglio questo tipo di situazioni. Ponis avanza palla al piede, il filtrante verso Cottiga, non viene raccolto dal numero 15 bianco-verde, pallone per Vrek. Ancora un fischio a metà campo del signor Pizzamiglio. Ho visto un fallo di Sciarrone, concede il calcio di punizione al Charles Buzzani. Poco oltre la linea di metà campo se ne incarica Palmegiano, anzi questo è il numero 5 Cominotto. Pallone in area di rigore, ormai si gioca al piccolo trotto. Non c'è grossa animosità in campo, qualche contrasto duro. Cocci esce palla al piede da un colpo a colpo, poi sbaglia De Losa e regala l'opportunità alla San Luigi. Cottiga a sua volta è poco preciso nel filtrante al centro del campo. Il pallone miracolosamente resta dentro il rettangolo di gioco, prova a giocarla in San Luigi, ma c'è il break, c'è di Buzzani, piccolotto al limite, si mette la palla sul destro, poi il suo tiro viene intercettato e smorzato da un difensore in maglia verde. Ci sarà il calcio d'angolo per il Charles Buzzani. Palmegiano sul punto di battuta dalla bandierina.
Poi c'è anche un colpo di karate per Banini, il suo destro, fuori dallo specchio della porta, difesa da Gita. Rimessa zona d'attacco per il San Luigi. Gridel, raddoppiato il numero 4. Questi è Ban che anticipa il movimento in profondità di Piccolotto. Pallone ancora gestito dagli arancione, ma interviene Ponis che alleggerisce su Gita. In effetti pochi spunti di cronaca in questa seconda frazione di gioco. Anche il primo tempo in realtà ha avuto la fase centrale scarna di emozioni, poi lo scoppiettante finale di prima frazione di gioco del Charlie Smuzzane ha portato gli ospiti a dilagare fino al 4-0, rendendo anche abbastanza scontata la ripresa. Ci aspettavamo una reazione da parte del San Luigi a caccia almeno del gol della bandiera. Ancora così non è stato, mentre Ponis chiama in causa Cottiga sul ribaltamento di fronte. L'ultimo a toccare è no, infatti mi sembrava strano, voleva il calcio d'angolo Cottiga, ravvedendo un tocco di Delosa, ma a terna arbitrale ha invece concesso il rinvio da fondo campo al Charlie Smuzzane, che adesso opera il cambio ed eccolo. L'avevano chiamato, c'era Fong pronto ad entrare al posto di Palmegiano. Mentre Semo, che avevamo visto scaldarsi in precedenza, continua le operazioni di warm up. Bravo anche Palmegiano, che si prende gli applausi del pubblico di fede carlinese e muzzanese, arrivati qui a San Luigi per supportare la formazione del mister Piva, che si sta guadagnando fino a questo punto il successo con un 4-0 che, per quello che ha fatto vedere San Luigi in campo, forse è anche una punizione troppo severa, ma va detto anche che il Charlie Smuzzane ha giocato in maniera piuttosto cinica davanti e ha sfruttato come meglio non poteva le occasioni che i padroni di casa hanno offerto alla squadra ospite. Adesso San Luigi prova a sfondare con Acirullai, pallone in area di rigore, ma è fermato in fuorigioco, quindi non si può neanche parlare di gol annullato. Il signor Pizzamiglio aveva fischiato prima, rendendo vano il tiro a rete da parte del giocatore triestino. Adesso occhio che Vrek sta giocando e scherzando col fuoco. Signor Pizzamiglio va dal portiere del Charlie Smuzzane e comanda un calcio di punizione in diretto in area. No, aspetta, sì, vabbè, allora giochiamo. Tra l'altro Vrek aveva fermato anche il tiro. C'è un calcio di punizione in diretto in area per una irregolarità. Passaggio di dietro evidentemente. Leggerezza della retroguardia del Charlie Smuzzane. Adesso vanno tutti a difesa della porta di Vrek e ci sarà probabilmente una barriera disposta sulla linea di porta. Mi piace il signor Pizzamiglio, che comunque
ha contato anche i passi per essere sicuro che ci fossero meno di 9,15 m dal punto di battuta e la linea di porta. Opportunità per il San Luigi per il gol della bandiera, quindi un calcio di punizione in diretto in area dal vertice alto dell'area piccola di Vrek. Ci sarà un pallone per Ponis, ma Vrek coraggiosissimo esce a valanga sui piedi del numero 2 in maglia verde, poi la palla con un rimbalzo strano finisce in calcio d'angolo. Ancora Ponis dalla bandierina, pallone verso Rudesh, colpo di testa, ancora respinto, altro calcio d'angolo sul fronte opposto. E la palla ora carambola oltre la linea di fondo. L'ultimo a toccare è stato probabilmente proprio Rudesh, quindi rinvio da fondo campo a disposizione di Vrek, mentre siamo arrivati nel frattempo al 33esimo del secondo tempo, col Cerdis Bussane sempre avanti per 4-0. Riedel retrocede ancora Kochi in fase di recupero del possesso. Non male anche la partita del numero 11 in maglia arancione, ha fatto tanto movimento, peccato solo per la evitabilissima ammonizione di qualche minuto fa. Vedete un San Luigi che non riesce a produrre gioco. A Girullai in questa circostanza non ha controllato. C'è un altro cambio per il Cerdis Bussane, entra al posto di Kochi, applaudito dai suoi tifosi, il numero 18 Casco, classe 2000. Ancora un intervento della difesa del Cerdis Bussane che prova a liberare. Adesso c'è spazio per l'avanzata di Piccolotto, ha anticipato, poi Fon non controlla. Rudesh allarga sulla sinistra per Sciardone, raddoppiato il giocatore triestino anche per l'efficace interdizione di Pez. Poi Fon mette il pallone in fallo laterale. Sciardone si gira in un fazzoletto, si accentra, questi è Fino, il suo filtrante non raggiunge gli attaccanti e poi ancora una posizione irregolare degli avanti biancoverdi. Regala calcio di punizione a Cerdis Bussane. 10 al termine più recupero. Gregoris, Fabroni, Piccolotto, leader offensivo del Cerdis Bussane, autore di una doppietta, il giocatore con il numero 10. Fabroni, in qualche modo il pallone arriva in avanti ma è preda dei difensori del San Luigi. E poi una buona opportunità per Fino, che si impegna per no, non riesce a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Fatto tutto bene, scatto deciso, è arrivato sul pallone ma poi il controllo sfortunato. Altro cambio per il San Luigi, entrerà Cina
con il numero 13 al posto di Ban. Ban, non irreprensibile la sua partita, perché non può essere altrimenti per un difensore centrale di una squadra che ha subito 4 gol. Perso il duello con Banini e Piccolotto. E entriamo nel 38esimo minuto del secondo tempo, in una partita in cui ci si attende solo sostanzialmente il fischio conclusivo del signor Pizzamiglio per questo successo che sta maturando del Charlis Bussane. Charlis Bussane che dunque risponde presente, e ci sarà da divertirci sabato a Carlino in una partita che si disputerà allo stadio della Ricca, così è stato stabilito anche da comunicato ufficiale. Si giocherà al Della Ricca di Carlino sabato alle ore 17:30, Charlis Bussane contro Flaibano, in palio il titolo regionale. È una partita, è vero che è una gara 3 di un triangolare, ma in realtà sarà una partita secca tra il Charlis Bussane, padrone di casa, e il Flaibano. Metterà in palio il titolo regionale Juniores 2016-2017 e il trofeo Angelo Moccarini. Ancora Charlins non pago con Casco che prova a attaccare lo spazio, ma Gita lo ferma. Per il momento il Flaibano è a 3 punti in classifica e 2 gol realizzati. Il Charlis Bussane ha 3 punti in classifica e 4 gol realizzati. Quindi nell'ambito della classifica si dovrà tener conto anche di questo dettaglio. Fuori dai giochi il San Luigi, che anche oggi non ha potuto schierare Peric. Cina anticipa il movimento degli attaccanti del Charlis Bussane. Quindi entriamo anche nel 40esimo minuto del secondo tempo. Con un cambio ed esce Banini, classe 2000, autore di 2 gol. Applausi scroscianti da parte dei tifosi arancioni. Bravo Banini, meritato la doppietta personale, ha fatto un gran lavoro anche nel tenere alta la squadra. Al posto di Banini sul terreno di gioco scende il numero 15 Codognotto, anzi il numero 15 scusate, Semo, sì, che si stava scaldando. Avevo annunciato il suo cambio già 10 minuti fa. Finalmente entra Semo, classe 99. Con il pallone nei pressi dell'area di rigore di Gita. Cina. Il rilancio in direzione di Sciarrone che vince il contrasto. Sciarrone entra nell'area di rigore, poi anche un impallo favorevole, ed eccolo qua il gol della bandiera del San Luigi ad opera di Sciarrone, che ha approfittato di un rimpallo favorevole un po' a farfalle la retroguardia del Charlis Bussane, e quindi gol del San Luigi. Ora è 1-4 il punteggio. Non si può ancora parlare di partita riaperta, però Charlis Bussane adesso è a
ha subito un gol e quindi differenza reti +3, Flaibano è +2, rende un po' più peppata la finalissima di sabato prossimo a Carlino tra i padroni di casa e il Flaibano. Per centrocampisti, ma ancora un San Luigi che chiude in crescendo questa seconda frazione di gioco. Ora interviene Semo e poi Fon guadagna il calcio di punizione. Ne approfitto anche per ricordare la formula che dice che al termine delle 3 giornate la classifica si formerà tenendo conto dei punti conseguiti e in questo caso, se finisse così, mancano ancora 2 minuti e mezzo più recupero, Cerlis-Muzzane e Flaibano si ritroverebbero in testa con 3 punti a testa, mentre San Luigi sarebbe fermo a 0. E in caso di parità per punti conseguiti si terrà conto della differenza, in seconda battuta, della differenza delle reti segnate e subite nel corso del triangolare. Quindi, occhio però, Cerlis-Muzzane quasi approfittava di un errato disimpegno del San Luigi, ma è fermato in posizione irregolare Casco. Vi dicevo, in questo momento la differenza delle reti segnate e subite dice che il Charlins è a +3, stante il 4-1 di oggi pomeriggio, mentre il Flaibano è a +2, stante il 2-0 contro San Luigi di venerdì scorso. In caso di ulteriore parità anche nel numero di reti segnate negli stessi incontri, si terrà conto dell'esito dello scontro diretto tra le due formazioni e, persistendo ancora al caso di parità, si procederà al sorteggio per stabilire la formazione che si porterà a casa, metterà in bacheca il trofeo Angelo Moccarini. È chiaro che se dovesse finire 4-1 questa partita, al Cerlis-Muzzane sabato potrebbe bastare anche il pareggio per conquistare il titolo regionale. Dovesse segnare ancora San Luigi, ecco che allora interverrebbero gli altri casi per dirimere l'equilibrio tra Cerlis-Muzzane e Flaibano. Fallo commesso da Piccolotto. Ponis ha battuto senza senza se e senza ma da Casco, quindi ancora un calcio di punizione per il San Luigi sulla 3/4, mentre sta per scadere il tempo regolamentare. Non farfalli là! No! C'è Ponis sul punto di battuta, tutti i giocatori ammassati, assemblati al limite dell'area, spinte contro spinte, tanti abbracci, pallone che carambola in area, troppo lungo per chiunque. Lascia scorrere Vrek, si riprenderà con il rinvio da fondo campo. Sono stati segnalati 4 minuti di recupero, quindi si giocherà fino al 49esimo. Se n'è già andato quasi metà del primo minuto, già scaduto il 45esimo. Eccoli lì, 4 minuti di recupero. Quindi a questo punto ci sarà il Flaibano che sta facendo il tifo per il San Luigi affinché i triestini segnino almeno un altro gol in modo tale da mettere il punteggio in assoluta parità tra Cerlis-Muzzane e Flaibano nell'ottica della classifica avulsa, della differenza tra reti segnate e subite. Cerlis-Muzzane invece punta a realizzare un altro gol per tornare a +4, stessa differenza reti nella stessa razio, in modo tale da garantirsi maggiore tranquillità in vista della partita di sabato prossimo. Vi ricordo di rimanere sintonizzati su fvgsportchannel.com e su Udinese TV per tutte
tutte le informazioni relative alla partita di sabato alle 17:30, Carlino tra Cianis Muzzane e Flaibano. 2 minuti e mezzo al termine dell'incontro. Cianis Muzzane tiene il pallone lontano dalla propria area, ma anche un'altra opportunità. L'iniziativa sulla linea di fondo da parte di Pez, che quasi si infilava tra le maglie difensive del San Luigi. Se n'è andato anche il secondo minuto di recupero. Dai ragazzi, oh! Dai ancora, dai! Dai Leo! Non volare! Poi lancio verso Rudes, troppo lungo. Generoso l'attaccante del San Luigi. Non tiene il pallone dentro l'angolo di gioco, dentro il sintetico di San Luigi. A proposito di campo sintetico, eravamo domenica a Carlino e il presidente Zanutta ha annunciato che sta costruendo proprio un terreno sintetico sotto la tribuna della Ricca per permettere allenamenti continui e costanti alla prima squadra ma anche al settore giovanile. Non si lascia nulla al caso anche a Carlino per creare una struttura che possa supportare al meglio la prima squadra vittoriosa nell'eccellenza 2016-2017 e promossa in Serie D. Una Serie D che seguiremo ovviamente nella prossima stagione, contando nella possibilità di garantirvi soddisfazione e divertimento con la squadra del presidente Zanutta. Pochi secondi al termine, ormai sta per scadere anche il quarto e ultimo minuto di recupero. Il Cianis Muzzane in fase difensiva, ci prova San Luigi. Agirullai persa la palla, un attacco di Fon che fa ripartire gli arancione. Piccolotto ferma il possesso ed eccolo qua, puntuale il fischio finale del signor Pizzamiglio. Cianis Muzzane 4, San Luigi 1. Sabato il titolo regionale sarà conteso tra il Cianis Muzzane e il Flaibano.